Il rifugio Garibaldi è un'importante tappa dell'Alta Via numero 1 dell'Adamello. È punto di partenza per le ascensioni fino ai 3.539 metri di quest'ultimo, a tutte le cime della Val d'Avio e per l'attraversamento dei ghiacciai dell'area adamellina. Dal centro di Temuri, salendo la Val Camonica, ci si immette a destra, gli accessi sono due, sulla strada che risale la Val d'Avio e dopo circa 6 km, 3 su strada sterrata che si stacca sulla sinistra, si giunge a Malga Caldea a 1584 metri, dove si parcheggia. Il sentiero che si percorre è quello storico seguito dagli alpini della Grande Guerra, attraverso il quale accedevano alla prima linea. Ci si incammina sulla stradina di servizio delle dighe, il segnavia è il numero 11, che sale a tornanti tra boschi sempre più radi, con il panorama che spazia sulla bassa Val d'Avio e sulla Val Camonica. In circa un'ora si arriva al piazzale delle dighe, a monte del laghetto dell'Avio. Si segue la strada sterrata che, costeggiando i laghi dell'Avio e Benedetto, si inoltra con una debole pendenza verso la testata della valle. Prima di arrivare in fondo al lago Benedetto si lascia la strada sterrata e ci si mette a destra sul sentiero, Alta Via numero 1 e Segnavia numero 11, che sale attraversando l'ultimo tratto di bosco. Si sbuca così nella piana di Malga Lavedole, dopo quasi 2 ore dalla partenza. In alto davanti a noi vediamo la diga del lago Venerocolo e l'Adamello, mentre a destra la diga del lago Pantano sotto la cima Plem e a seguire le varie cime del gruppo del Baitone, il Monte Avio e il Corno di Mezzodì. Da qui si seguono le indicazioni per il rifugio Garibaldi. Il sentiero si innalza prendendo a sinistra dapprima moderatamente e poi più ripido, affrontando un tratto detto il Calvario, così denominato in tempo di guerra. Un ultimo tratto in un ambiente roccioso conduce verso la diga del lago artificiale del Venerocolo, dove a breve distanza sorge il rifugio Garibaldi, che si raggiunge dopo essere passati a fianco della chiesetta della Madonna dell'Adamello.